ospite in studio Gabriella D'Andria. Buongiorno, ben trovata Gabriella, psicopedagogista clinica. Stai facendo dei percorsi che sono molto belli, molto impegnativi sicuramente, ma molto 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 belli. Anzi, io invito chi ci sta ascoltando, che possono essere degli oratori o delle parrocchie o anche dei centri, delle associazioni, a mettersi in contatto con Gabriella, perché adesso noi facciamo un bilancio dell'evento di questo fine settimana e tu hai fatto e stai facendo questo percorso che è gratuito, sì, di genitorialità a confronto. Intanto partiamo da questo argomento. Che cosa significa? Significa che la domanda attuale è da parte dei genitori un po' di chiarezza, di istruzioni per l'uso su come gestire le relazioni con i propri figli, ed è qualcosa che emerge sia nel mio lavoro sia magari anche in questo caso nella parrocchia che ci accoglie. Adesso siamo alla Madonna del Rosario di Statte e proprio confrontandomi col parroco Don Ciro Savino è venuto fuori questa richiesta da parte dei genitori di comprendere meglio come orientarsi, perché in questa relazione. In questa relazione, perché certe volte poi accadono quelle cose. Hai sentito quel ragazzo di Grottaglia, lì la rissa che c'è stata con sti coltelli, con queste cose, ma non solo da noi a Grottaglia, ovviamente questi sono fatti che accadono in tutta Italia. E uno si chiede direttamente, ma i genitori, no, di questi ragazzi qua, ma cosa devono fare? Cioè, cosa fanno, cosa non fanno e cosa devono fare soprattutto. Quindi diventa un argomento sempre più urgente. Qual è la risposta dei genitori o comunque qual è la richiesta, l'intervento che fanno questi genitori? Noi siamo una generazione di genitori informatissimi rispetto proprio alla storia, ma siamo anche molto ansiosi, impauriti, ci nutriamo di tantissimi sensi di colpa. E quindi molto spesso vestiamo dei ruoli anziché alimentare una relazione e questo crea una enorme distanza in realtà a lungo andare nel rapporto e ci si trova di fronte una persona sconosciuta a un certo punto che si chiude in un suo mondo. Sì, si chiudono nel loro mondo questi ragazzi, parlo degli adolescenti, ma anche quelli un po' più grandi, perché poi continuano su quella scia, certo, suppongo, no? Quindi esatto, a continuare gradualmente ad isolarsi sempre di più. Però questo accade ormai anche, tu me lo confermerai, con i preadolescenti. Sì, anche quelli più piccolini. Ma proprio per questo anche questo tipo di percorsi non ha una fascia di età, proprio perché credo fermamente nell'idea che la relazione debba nascere subito, cioè nel momento in cui si diventa genitori, nasce un bimbo, nasce un genitore sì, che non ha un corso di formazione alle spalle, ma certo, ha la sua esperienza di figlio e quindi vive la sua relazione anche in virtù di ciò che ha vissuto su di sé, che ha visto su di sé. Non sempre sono famiglie funzionali, a volte come no, può esserci una storia alle spalle di sofferenza traumatica. Quindi magari o il papà o la mamma, o peggio ancora tutti e due, hanno alle spalle delle storie, come dici tu, traumatiche, adesso usando un termine tuo tecnico, che possono poi portare nella relazione loro, quindi involontariamente, ovviamente involontariamente, chiaro, di genitore verso il figlio, a degli ulteriori traumi che poi il figlio subirà inevitabilmente. Quindi questo un po', perché certe volte mi verrebbe da pensare però magari oggi i genitori, le mamme o papà tanto lavorano tantissimo, quindi c'è questo lavoro, come se esistesse solo il lavoro. Infatti c'è quella notizia bellissima forse della Norvegia, adesso non ricordo bene, c'è un rappresentante parlamentare della Norvegia che ha proposto i 4 giorni lavorativi di 6 ore per dedicarsi alla famiglia e a se stessi. Secondo me è perfetto, anche perché tu rendi di più. Questa è una mia idea, poi magari in Italia arriverà questa cosa, però vero è che se noi entriamo e usciamo da casa per un pasto veloce, se ci riusciamo, perché alcune mamme e alcuni papà non tornano nella pausa pranzo, certo, e questi ragazzi quindi un po' si arrangiano, un po' si cucinano, oppure mangiano quello che devono riscaldare per dire che la mamma ha preparato, il papà ha preparato, poi passano tutte queste ore da soli e cosa pensano? Cosa fanno? Certo.
Sì, l'assenza non aiuta sicuramente, perché la prima necessità è la presenza che non deve essere necessariamente fisica. Sì. Sicuramente esserci conta. Sì. Però se io ho costruito una buona relazione con mio figlio e lui sa raggiungermi in qualche modo, questo può essere una sicurezza anche per un genitore, sapere che comunque in mezzo al mondo è un in punto di qualche riferimento, modo sa muoversi, sa prendere delle decisioni opportune, o quantomeno sa fermarsi e dire: prendo il telefono, chiamo la mamma, chiamo il papà. chiamo papà. Che bello. Allora Gabriella, noi mandiamo un pezzo adesso, ci ascoltiamo un po' di musica, restate qui perché continuiamo a parlare di questi percorsi, di questi incontri, di queste cose che la nostra Gabriella fa, che è una roba formidabile. Quindi vi ripeto, vi invito a contattarla ed entrare in collegamento con lei per farli anche voi. A tra poco, mi raccomando, restate con noi. Ospite in studio Gabriella D'Andria. Eccoci, siamo tornate in onda, Gabriella. Stiamo parlando di tante cose, perché poi gli argomenti veramente si aprono e si potrebbe parlare per ore di qualsiasi cosa, in disparte del fatto che io amo parlare con te, quindi parlerei per ore con te. E magari qualche giorno, chissà, un domani, se non ci riserviamo qualche bel approfondimento su ogni tema, perché ogni tema andrebbe approfondito. Oggi parliamo di questi percorsi, quello specie che stai facendo adesso a Statte, e ci dirai quali saranno gli altri poi dopo, sulla genitorialità. Quindi un percorso, ragazzi, sono, signore e signori, gratuiti. Quindi voi entrate in questi laboratori, in questi percorsi, in questi incontri, parlate con l'esperta, che è una psicopedagogista clinica, e parliamo in questo caso di genitorialità, ma poi ci sono tanti altri percorsi che si fanno. Quelli sulla genitorialità ne hai ancora da fare? Sì, è un percorso che si prevede 5 incontri, 2 incentrati sul genitore, cioè su noi, sulle nostre fatiche, sulla bellezza di questa avventura che ci arriva in dono, ma anche su cosa significa proprio la fatica, la difficoltà quotidiana che affrontiamo, e anche sulla nostra storia che portiamo. Quindi sono 2 incontri un po' più intensi, ecco. E altri 2 invece proprio incentrati sulla comunicazione, sulla relazione verso i figli, quindi punire o non punire, che quando, è il primo dubbio, come, certo, perché uno dice ma lo ignoro, perché qui dicono no, ma se lo ignori smette, e vabbè, però non è come il cane, insomma, bisogna poi intervenire per dirgli così no, ma così sì, cioè dargli delle alternative, suppongo, sto piccoletto, questi bambini, perché sennò come fanno a trovarla da soli la strada, no? Sì. E poi l'altro è invece incentrato proprio sul tipo di comunicazione più sana, più efficace e più autentica soprattutto. E l'ho voluto chiamare Basta la sufficienza, genitori sufficientemente buoni, proprio perché mi sono ispirata a uno psicanalista, Winnicott, che ha avuto questa intuizione studiando proprio la relazione tra genitori e figli, di comprendere che c'è uno spazio all'interno del quale un bambino, un ragazzo riesce a crescere in autonomia, cioè imparando a gestirsi, e questo spazio è l'imperfezione. Assolutamente. Cioè la perfezione diventa un muro in qualche modo, è quell'aspettativa di noi genitori nel voler dar tutto, voler esserci sempre, voler saper dire le cose giuste al momento giusto, non dover mostrare mai fragilità. Certo, assolutamente. Io penso che tutto questo un po' si traduca, se vogliamo semplificare al massimo, e poi anche questo andrebbe approfondito, in autenticità del genitore che poi la trasmette al figlio, perché è inutile fare le super donne o i super uomini e dire questo, ma io così, perché non è un modello raggiungibile, ma ce la stiamo raccontando anche noi, nel senso che non ma è... tante volte noi siamo un po' meccanici in questo, cioè ci entriamo in questi ruoli e non ce ne rendiamo conto. Ed è proprio creare quello spazio tra l'essere e la maschera, no? Il ruolo che vogliamo
interpretare in quel momento col figlio. Un po' io li ho illustrati al primo incontro, no? Chi vuole essere perfezionista, chi vuole essere intenso, chi vuole essere indispensabile. Mamma mia, pensa che responsabilità. Cioè io mi immagino essere indispensabile tra i tanti ruoli, è pesante come cosa, perché significa, non so fino a che punto, questo lo potrai dire tu, se è un'esigenza tanto personale suppongo, ma più che di cura, di attenzione, quasi di controllo, che lì diventa un attimino che tu dici vabbè, ma sto povero figlio cosa ha fatto di male per essere controllato da te, che sei genitore, che sei responsabile. Però come dici tu c'è uno spazio all'interno del quale i ragazzi devono agire, devono essere liberi di agire, anche di sbagliare. Anche, ovviamente, ed è la cosa più difficile ma da anche accettare. Noi sbagliamo, è la cosa più difficile e da facciamo accettare, vedere che noi sbagliamo, e facciamo vedere che se oggi il voto non è stato quello sperato, ci si impegna, si ristruttura il lavoro scolastico, in questo caso il loro unico lavoro, e si va avanti, ma così come nello sport o suppongo nelle altre discipline che questi ragazzi fanno, no? Certo. E poi penso che siano veramente pieni. Abbiamo finito il tempo, amici, ma come mai? Ma perché? Allora Gabriella, ci dici i prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti saranno a febbraio, il 21, poi 2 a marzo e 1 ad aprile, di conclusione di confronto con i genitori, libero, insomma. Libero, sempre libero e gratuito, lo ricordiamo. Scrivete a Gabriella D'Andria, mi raccomando, chiedete le informazioni di qualsiasi tipo, se volete partecipare a questi corsi, questi percorsi, se volete organizzarli voi o nelle parrocchie, ovunque voi siate, mi raccomando, perché sono questioni che dobbiamo imparare e iniziare ad affrontare tutti quanti insieme. Grazie Gabriella per essere stata mia, noi ci rivediamo presto, alla prossima ogni tanto diamo qualche aggiornamento, va bene? Va bene, volentieri. Okay, grazie mille.